Nuova stagione per il calcio Padova femminile che per il secondo anno consecutivo disputa il campionato di Serie C. Le ragazze biancoscudate sono inserite nel girone B e ripartono con un nuovo ciclo guidato dall'allenatore Fabio Di Stasio. Per lui un'esperienza, qualche anno fa anche la Virtus Padova e soprattutto tante panchine nei campi dilettantistici. L'avversario della prima giornata è il Brescia, una delle favorite del girone, e lo fa vedere, va subito vicino al gol con questa traversa di Braida, poi il tiro di Capelloni è alto. Il Brescia però soltanto 2 anni fa dominava in Serie A, poi ha venduto il titolo sportivo, è stata costretta a ripartire, ma grandissime ambizioni certificate dal gol del vantaggio che arriva al 24esimo minuto da parte di Farina sugli sviluppi di un calcio di punizione a 2 in area. Il Padova tiene bene, prova anche a ribattere colpo su colpo, però fa un po' fatica in avanti. L'occasione migliore arriva all'inizio del secondo tempo. Castaldin per poco non beffa il portiere che si salva in un'uscita con i piedi. Il Brescia cerca di arrotondare il vantaggio, va vicino ancora al gol con Capelloni che però colpisce soltanto l'esterno della rete, poi è bravissima Martina Donà a smanacciare così ancora un tiro della solita Capelloni. Il portiere biancoscudato però non può niente al 13esimo minuto su questa gran conclusione dal limite dell'area di Previtali che porta al raddoppio delle rondinelle. Nel finale potrebbe anche arrotondare la formazione bresciana, qui è brava Chiara Saraina a salvare quasi sulla linea. Poi da calcio d'angolo succede di tutto, una traversa, una parata di Martina Donà, poi l'arbitro ferma il gioco per un fallo in area. Il Padova però non riuscirà più a rendersi, è pericoloso e così alla prima partita deve incassare una sconfitta per 2-0 contro il Brescia. Proverà a rifarsi la settimana prossima in casa dell'Unterland Amen.